Ciao a tutti, nel video tutorial di oggi vi mostrerò come progettare un parziale provvisorio estetico in materiale flessibile. Totalmente digitale, sia la base, diciamo lo scheletrato, sia i denti che il modello. Quindi procediamo con l'inserimento dei dati che serviranno per la progettazione, quindi andiamo in questo caso ad aggiungere il 36, 37 e il 46 che sono i denti mancanti che andremo a fare in resina PMMA. In questo caso ho scelto selezionando il dente mockup perché mi adatterà il dente alla gengiva. Quindi scegliendo mockup, vediamo ok, e la stessa cosa 36, 37 e 46. Denti adiacenti 47, 45 e 35 e il dente che manca è il 38. L'antagonista l'arcata superiore. Andiamo a prenderci i nostri file, le nostre scansioni, le inseriamo dentro e possiamo iniziare a progettare. Ok, l'arcata inferiore che ci richiede e l'arcata superiore. Allora, come potete vedere, questi sono i denti che mancano. Dobbiamo mettere 36, 37 e un 46. Allora, lo mettiamo in orientamento e andiamo a sistemare un po' il modello, a togliere un po' di parti che non ci interessano, tipo questa zona qua linguale. Lo possiamo anche togliere, questa anche. Bene, andiamo nell'antagonista, possiamo togliere tutta questa parte qua, questa, ok, togliamo anche questa. Ho notato che qua l'impronta è venuta fuori bucata, la scansione, e noi con il tasto chiudi for lo andremo a chiudere. Ok, a questo punto andiamo avanti, tagliamo i precontatti. Allora, in questo caso ho questa gengiva qua data da un'estrazione. Cosa vado a fare? Vado a modificarla un po' perché è troppo profondo questo buco, quindi vado a lisciarmi tutta questa zona qua, quindi magari il parziale anche va a premere un pochino finché guarisce, non tanto ovviamente, così diamo il tempo alla gengiva di guarire del tutto. Ok, torniamo in guidata. Qua non facciamo niente, non dobbiamo copiare nessun dente, ma dobbiamo mettere denti nuovi. Andiamo avanti. Allora, in questo caso dobbiamo selezionare, diciamo, sia la inserzione del futuro scheletratino, sia quanto vogliamo che faccia grip, diciamo, questo scheletratino. Allora, intanto iniziamo a metterlo in posizione consona alla rimozione in bocca. Naturalmente abbiamo questo 35 che è tanto inclinato verso il linguale, mi chiederà un po' di problemi in quanto a sottosquadri, però vediamo se riusciamo a posizionarlo in una maniera che escano facilmente anche questi due sottosquadri qua. Ok, possiamo tenerlo a poco così. Vi faremo anche una barra
linguale ovviamente, perché dovremmo collegare questi denti a sinistra con il dentino 46 a destra. Quindi volevo far passare una barra piccolina linguale qua. Quindi direi che come posizione potremmo tenere, tenendo conto anche degli incisivi, questa. Così il gancio, mi passerà un gancetto qua, uno qui, uno su 35 e la parte linguale del 35 che viene scaricata e anche del 34, il resto si può appoggiare. Ok, impostiamo come vista. L'offset lo lasciamo a 0,3, che va bene così. Applica. Poi in moderazione libera andrò a sistemare un po' i sottosquadri. Ok, qua vediamo i sottosquadri. E l'unica cosa che faccio quando ho apparecchietti elastici è approfondire un po' i sottosquadri. Vado a togliere questi sottosquadri qua in modo che mi faccia un po' più di presa, tanto è comunque un apparecchietto elastico, quindi problemi non ce ne sono. Ok, la lisciatura lascerei anche a meno, non dico 0 ma 10% quasi quasi, perché voglio che si appoggi bene lo scheletro qua sulle sellette. Se mi lascia una lisciatura alta abbiamo un po' più di spessore e non mi appoggia bene, e anche i ganci non vanno ad adattarsi bene ai denti, quindi direi di stare al 10%, anche più bassi probabilmente. Abbiamo un 5. Questa è una parte abbastanza importante in quanto andrà a incidere molto sulla tenuta dello scheletrato. Ok, vado a 0 direttamente, in modo da farlo il più retentivo possibile. Tanto comunque nei sottosquadri verrà scaricato, quindi lì non corriamo rischi. Vediamo come viene fuori. Ok, a 0 praticamente è il livello proprio della gengiva. Infatti, come si può vedere, queste zone qua vuol dire che siamo lì. Questo è il colore del modello. Ecco qua, se adesso lo vedete meglio. Vedete il sottosquadro che viene scaricato e la parte azzurrina, che è praticamente inesistente. Ok, così abbiamo un bel fit di tutto lo scheletrato. Andiamo avanti, adesso qua mi dirà ovviamente di mettere i denti, passiamo sul 36-37, ok. Allora, cambiamo già la forma, non quella un po' più piatta, punto mesiale, posizione sulla gengiva, richiamiamo l'antagonista così vediamo. Adesso in questo caso c'è un'occlusione che è un po' particolare la signora. Ok, manteniamo questa posizione qua intanto, andiamo avanti, l'altro lato, mettiamo il nostro dentino, avanti, e adesso li posizioniamo. Allora, qua lo tiriamo su,
Allora, qua l'unica cosa che dovete ricordarvi è che quando modellate i denti per uno scheletrato o un parziale provvisorio come questo, ricordatevi di farli più piccoli in mesiale e distale, perché poi tra il mesiale e distale ci dovrà passare il materiale elastico, quindi dovete farli leggermente più piccolini. Almeno un paio di millimetro e mezzo, 2 di spazio, non essere dentini un po' più piccolini, perché ovviamente qua deve passarci oltre al gancio anche il materiale. Ok, lo posizioniamo, vediamo la masticazione come va, tiriamo su. Visto che ha una masticazione un po' particolare, signora, direi di lasciarlo in questa posizione qua. Ok, e questo l'abbiamo messo. Adesso mettiamo il 36-37. Vado a richiamarmi la modalità semplice perché sono bloccato, no. In questo caso riesco a muovermi liberamente, quindi guardando un po' da sopra, guardando un po' dai lati, vedi che riesci a sistemare i denti. Ricordatevi sempre di lasciare un po' di spazio per il gancio e il materiale, anche tra un dente e l'altro. Meno tra un dente e l'altro, perché tanto sono comunque vicini a contatto, però. Ok, qua li tiriamo un po' più su, portiamo in occlusione, qua lo dobbiamo inclinare. Ok, siamo quasi. Altra cosa, vado in avanzate e li rendo un po' più a brasi, senza tante cuspidi. Ok, in questo caso lo impiccolisco leggermente. Ok, direi che come posizione ci siamo. Adesso non vi preoccupate se sono alti qua, adesso li andiamo a sistemare. Tanto l'importante è la masticazione e la posizione. Ok, sto fa anche un po' più piccolino, non tanto. Ok, a questo punto si va avanti, andiamo a tirare giù tutta la parte del colletto del dente, in questo modo. Questo perché devo andare a tagliare tutta la parte della gengiva in modo che si adatti a questa gengiva. Quindi andiamo a tirare giù tutto e a coprirlo fin dentro la gengiva. Ok, qua ci siamo, qua dentro manca ancora, quindi si tira giù al massimo che si riesce. E adesso vi faccio vedere il perché. Qua mettiamo il pedino, la pancia. Ok, qua ci siamo, tiriamo giù un po'. Ok, allora tiriamo giù anche un po' le cuspidi.
qua tiriamo giù, aspetta, la tiriamo giù. Ok, allora in occlusale si può già adattare, quindi vai, adattiamo l'occlusale. Dopodiché, per fare la parte scheletrica c'è questo metodo. Praticamente sappiamo che lo scheletrato dovrà passare sotto il dente, quindi andremo nell'intermedio, invece che adattare il design adattiamo il dente alla gengiva, lo adattiamo sia alla gengiva ma più alto di almeno 1,5 mm, 1 millimetro e mezzo. In questo caso sono denti tanto lunghi e tanto grandi, quindi potremmo anche tenerlo 1,5 mm. A questo punto si preme taglia intersezioni e il programma mi adatterà il dente alla gengiva, però più alto di 1,5 mm. In questo modo sotto ci passerà il materiale dello scheletrato. La stessa forma della gengiva, però più alta di 1,5 mm. Bene, arrivati a questo punto facciamo le ritenzioni in questo modo, andiamo in free, cilindro, richiamiamo la vista in sezione, ci mettiamo sopra, rosso, e facciamo un bel buchetto, non tanto fondo, non tanto grosso, insomma, è giusto. Come le ritenzioni che si fanno sui denti della protesi, stessa cosa. Ok, una volta fatto questo si prendono i denti e si salvano. Ho creato una cartella, il desktop, in questo caso denti scheletrato, predefinito, sempre in predefinito, in modo che mantenga questa posizione, perché questa posizione ci servirà dopo per richiamare i denti, e vedrete come. Quindi si salvano. Anzi, aspetta un attimo che mi sono dimenticato di creare la cartella. Ok, stavolta andiamo a salvarli. Ok, è finito. Stessa cosa sul 37, salva per definito, e il 36 è uguale, salva e per definito. Bene, a questo punto si va avanti. In questo caso si va in esperto. Allora, ci sono due metodi: o lo fate prima, quando scegliete qua i denti, quando scegliete mockup mettete anche costruzione gengiva virtuale e mettete obbligatoria, oppure lo fate dopo, non cambia niente. Andate in esperto e andate in disegno gengiva. Qua dobbiamo progettare una gengiva per tutti i denti.